Un'iniziativa che è un anticipo delle festività natalizie, oggi il mercatino di Santa Lucia con tante belle iniziative. Eh sì, diciamo, è stato organizzato dall'associazione Beggiamè con cui il Comune ha voluto partecipare e patrocinare questa bellissima iniziativa per le feste di Natale. Questa è l'apertura di quelle che saranno le manifestazioni che ci saranno per Natale, quindi il Comune ha voluto oltretutto ripigliare alcune tradizioni, che è quella della cuccia e delle fegge dei latte, che proprio stasera i ragazzi dell'associazione Beggiamè offriranno in questa serata. Iniziative anche musicali, che abbiamo visto la partecipazione anche di tanti ragazzi. Eh sì, c'è una partecipazione di tanti ragazzi anche stasera qua a voler allietare la serata e quindi anche cercare di valorizzare alcuni quartieri di Joppolo. In questo caso questa la via Pastore, che è uno dei più belli posti di Joppolo, anche se è un po' in fase di abbandono. Ecco, parliamo delle iniziative che farete per le feste? Per le feste ci sarà il solito ormai consueto concerto di Natale in chiesa giorno 29 con la banda Bellini, e il 28 ci sarà pure un incontro con una serata anche di ballo e di stare insieme al Capannone a Joppolo. Innanzitutto abbiamo spostato ad oggi perché il meteo ha reso impossibile svolgerlo nel giorno previsto, che è il 13 dicembre, ma nonostante questo siamo riusciti oggi a dare vita a un momento di atmosfera romantica, appassionata, in un paese che si presta benissimo a eventi di questo tipo. Siamo molto contenti perché oltre ai bambini che hanno frequentato i nostri laboratori in questi mesi e che hanno realizzato questo bel mercatino, ha partecipato molto la cittadinanza, quindi le famiglie dei bambini ma anche le persone che sono state coinvolte con la preparazione di dolci e che adesso attendono di mangiare insieme la cuccia che stiamo preparando e di assistere ai momenti musicali che abbiamo previsto. Abbiamo invitato anche alcuni produttori locali per dare modo a produzioni particolari, attente, accurate, di farsi conoscere e di provare a tirare fuori il meglio che nelle nostre piccole realtà esiste e ha bisogno di essere sostenuto da tutti. Ci sarà anche un momento di musica, no? Sì, al momento siamo allietati dalle dolci melodie del violino di Ugo Adamo, che ringraziamo per essere stato con noi da oggi pomeriggio, e tra un po' invece ci sarà lo spettacolo musicale di Piera Roleggio, che sarà accompagnata alla chitarra dal suo chitarrista, quindi attendiamo di dare spazio anche a questo momento musicale. Avete altre iniziative in cantiere, magari sotto il periodo festivo? Sicuramente in cantiere c'è tantissimo, sicuramente continueremo con i laboratori dei bambini perché dopo questa prima esperienza sono molto entusiasti e hanno voglia di fare tante altre cose, quindi sicuramente in primavera faremo delle iniziative ed estate sicuramente tante altre, quindi seguiteci sui nostri canali social perché ne vedrete delle belle.